Quante volte ci è capitato di confondere i sogni con la realtà? Beh, spesse volte. Ed è quello che capita al protagonista delle Voci di Dentro, nella nostra trasposizione televisiva Gigi Bonino. La commedia è scritta da Edoardo De Filippo e la prima versione televisiva, quella degli anni 60, ovvero quella in bianco e nero, andò perduta. Ne abbiamo una seconda versione del 1978 che è stata adattata in 2 atti per la televisione. Il tema è strano, è l'ambiguità del rapporto tra sogno e realtà. Ma godiamoci la scena del primo atto in cui i fratelli Bonino irrompono in casa della famiglia di Mauro e guardate un po' cosa succederà per questo rapporto ambiguo fra sogno e realtà. Natale, tu sei. Buongiorno vieni. signorina, buongiorno, eccomi qua, arrivato. Signorina? Ta-da! Oh, li hai trovati? Ah, gliel'ho detto, ogni promessa è un debito e poi suo fratello merita. Ma come? Magari li hai sbucciati, Sì, li hai sì, spicchiati. Pronti, mancime queste sono. Grazie, signorina, grazie. qua c'è la spesa. Non ti sei dimenticato niente, vero? Mi pare di no, signorina, però controlli, qua c'è la lista che mi ha dato, perché sai, per questi tempi purtroppo la testa non andando mi reggi più. E che vuole fare, signorina? Permette che mi siedo un poco. Certo, come? Troppi pensieri e troppi inquilini. Come chiamare qua, come chiamare là, chiana, scinne. Se mi crede, la sera quando mi raccoglie mi sento distrutto. Appoggio le spalle sul letto e mi addormisco. E intanto ci crede, la mattina pare che ne ero un moto. Mi capita magari a mia, sì. Belle! Stavolta vengono perfette. Sì, a stavolta sì. L'ultima Bello. volta invece che le ho fatte, sai, si spaccarono tutti i pari. Sapone, Sì. sapone Ma soprattutto, ora, sì, certo. sì, sapone, perché le candele sono venute sempre Bello, bene. bello. Però ora mi sono specializzata. Brava signorina. Brava. Bellissime sono. Guarda, io non lo faccio per bisogno, Che tu lo sai. c'entra? No, assolutamente. È che a me mi piace fare le cose, il sapone, le candele come si facevano una volta. E tempi di guerra, sì. Però vede, è la soddisfazione di una cosa che uno l'ha fatta con le proprie mani. Bravo, con le proprie mani. Oh. Però, signore Nedda, se lei mi permette, lei ha una certa età. Non è che può fare tutto. E fai e te ne avanti una casa, e fai la costurera, e fai i cannili. Lei a una certa età si deve riposare, lei deve dormire. Deve dormire, sì, ma dormisci e poi faccio sogni che sono una schifezza. Brutti, Per favore, non ne brutti, parliamo. Che brutti. mi dici in sonno stanotte che non guarda neanche, me lo voglio ricordare più. Vabbè, signorina, però se noi stiamo appresso ai sogni, io per esempio non sogno mai. E no, perché non c'ho più tempo di sonnare. Però sa, quando ero giovane sì. Sì. Quando ero giovane mi facevo di quei sogni belli, ma parevano romanzi, cose di cinematografo, sape? Che se mi svegliavo cercavo di addormire, ma non trovavo per vedere come vogliamo a finire. Esatto, Vecchi tempi, altri tempi, signorozza mia. La gente era semplice, onesta, uno non si doveva guardare da cara, a guardare i spalli. E poi uno si fa a schifezza, la munnizza dei sogni che si fa lei, signorina. Bravo. Io la ringrazio, ma io però ho fatto colazione, già non c'è bisogno che... Che c'entra? Questi sono i maccheroni che li ho preparati per mio nipote. Perché io a colazione ci piace mangiare i maccheroni che sono rimasti dalla sera prima. Io ci guario, ci metto un da paredda, solo che mi scudai sopra il fuoco. Un po' con castagnate. Ci piace. Vabbè, ma buona sono da così. Vabbè, allora signorina, io me ne vado, se non ha più bisogno di me che c'hai a portineria sola. Bisogno non ne ho. Però aspetta un attimo perché ti devo dare una cosa. Grazie. L'uovo merese, perché si è voluta disturbare? Sbagliai, questi sono per mio nipote che ce l'hai a fare sbattuti. Questo qua è per te. Chi sta per me? Un sapone?
E che mai mangiare lo sapone, signore Nedda? Che c'entra? Che è per mangiare il sapone? Scherzo, l'accetto perché è fatto con queste manuzze assassine. Mua! Avanti, me ne scendo che ho la portineria sola, va Grazie bene? sempre, Natale, grazie sempre. Apro io, signorina, non si preoccupi. Sì, grazie. Lei, piano. Ai. Signorina, c'è un signor Sestilio Bonino. E che vuole? Si sente male. Buono, chi sto fate sono gli inquilini più sciorosi di tutto il condominio. Che vuole sto orario rimattina Si pesto? sente male, appena la via la porta, mi cascava una razza, stava andappando in terra, è tutto palle, tossettaie e rabbanna. Dammi aiuto. Faccio venere. Ma venuto, mi muore che incia. Era mi ci aiuto, no, lo vado a prendere No, io, perché mi arresto signorina. spidducca. Venga, piano piano. Alleggio. Alleggia, poi, piano piano. Alleggio. Piano. 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 Più Ma forte cosa non deve ci farsi? faccio. No, piano, ma che cosa si sente, signor Sestilio? Non lo so, Natale, non lo so. Signor Sestilio, che cosa si sente? Non lo so, donna Carmela. E me l'ha chiesto ora. Ci domandai. Sono saggio per Natale. Certo, se non sa per Natale. Non lo so, Come- manco per lei. È una cosa che capita così all'improvviso. A motto su Betania. Come? No, dico, antrasatta, come si suol Tutto dire. sudato, Sì. Ma è sudore, vero? Sudore, vero? E certo, donna Carmela, mi sto asciugando e sudore. Certo, sudore, ma forse è meglio che facciamo assettare da Facciamo nicchia, per magari assettare. che la vuota si avesse a sentire una Si cosa sieda, male, si prego, sieda si qua, sieda. si sieda Sì, qua. mi siedo, Forse mi si siedo. sieda, avanti. Meglio. Aspettassi perché se Assetto ci un po'. girano una vuota la testa, Sì, poi, ma cosa capito? me la stati ci provo? Ah, lasciamolo, Lo stavo sì, accompagnando, io Sì, lo ma stavo sì. accompagnando. Ma una piano cosa piano. accompagnare, ma una cosa è tenermi. Scusate. Eh. Datemi aiuto. Ma cosa deve Ah, fare? ma vuole un bicchiere d'acqua? No, grazie, donna Carmela. Mi facesse più male che bene. Come? Sono tutto È sudato. sudato, certo, c'è Acqua male. sopra acqua. Sì, ma che cosa Niente, sarà così stato? improvvisamente non ci vesti più. Io stavo suonando il campanello di casa mia. Sì. Quando a un certo punto una rovai manca muncere un bottone ero campanello, capisco tutto cose nivore. Io non mi tenevo ad andare in ghiera su. Ma mi state capendo, vero? Stiamo capendo? Che certo Ne cosa stiamo capendo, La ringhiera, certo, sì stiamo signore, capendo. certo. Una tromba Ah, c'era, quale tromba? delle so. scala, la scala. Ah, e suonava? No, ballava. A tromba tromba. ballava. La tromba della scala mi ballava, mi Ah, girava. la tromba, ci girava la testa, sì, ho capito. Sono mi appoggiava un passamano, Certo. ma ruzzoleava. Certo. Ma ruzzoleava le scale, ma. Niente, chi so che per essere imbarazzamento di stomaco. Non lo so, donna. Può darsi, ma non ne sono sicuro. sicuro. Chi mangiava a sera? Cacoccioli. No. Come no, cacoccioli? No, ci dico di no. Sono sicura, cacoccioli. No, donna Carmela. Ma come, se scucchiai uno a uno, mi dice amministretta, solo cacoccioli. Signorina Carmela, non che mangiavo lei, che ha mangiato lui. Cui? Lui. Cui? Lui. No, lei, lui. Lui? Che ha mangiato lei? mangiavo? Ma come? Sogno così parsimonioso io, che va a mangiare? Aiuto, miei frati. Gigi, cioè sì. tu sai che ci piglia a testa e ne esce pazzo. A sera, voi lo sapete, noi due siamo soli a casa. Certo. Non è che ci sono donne, siamo io e lui e basta più. E così di cucinare non cuciniamo. Lei che è donna, Io sono donna. sì, donna Natale. Io sono donna che è baffa, ma che c'entra? No, ma io ho detto lei che ha fatto il gesto. Sì, ha fatto il gesto, ma mi toglieva la faccia mia. No, ma per dire lei che è donna, per avere un Lei, conforto nella mia opinione. L'ha vista a sapere, donna Carmela. Io che sono donna. Sì, lei dice. che è donna. Una cosa sì. è cucinare per 6, per 7 e una cosa è cucinare per 2. E allora di cucinare non cuciniamo, È Natale, ma sì. risparmiamo, anche perché oltre ad essere un fastidio fosse magari una spesa inutile. E ci arrangiamo in rosticceria. A sera mi frati Gigi, niente, sarei con io a casa con una cattata a rimangiare raccossata. E facciamo scialippia. E facciamo scialippia. 100 grammi di olive neri e un quarto di pollo. Ah no? Non ci posso credere. Io mi sono reccai, io mi sono reddà. E ne alivo io, e ne alivo io, e ne alivo io, e ne alivo io. Oh, non finendo tutti e 100 grammi d'olive. Ma i nozzoli ce lo astro, Ah, poi attacchiamo con pollo. Una parola io, una parola io. E se Stilio Toruotti, Luigi come no. Aristano a stento di 4 siciliani di pollo. E c'ho tutto questo mangiasto.
100 grammi di livi e un quarto di pollo in 2? E di sera, Natale, chi vuoi mangiare, chi lo sai? Certo, poi il resto tutto Ed pesante. ecco che mi sono sentito male. Sentite male, certo. Donna Carmela, io questa mattina sono uscito presto da casa. Sì, bravo. mi ne alla chiesa, perché io la prima messa non me la perdo mai, vero o no, Natale? Sì, appena l'avevo pottaccato, primo che ne esce io. Va bene, va Mi bene. pigliai la comunione. Ah, si mangiavo l'ostia. E l'ostia, calivi. Vabbè, sempre pane, che c'entra? Sì, ma è pane non lievitato. Ah, è ghetta pesante? Sì, in coppola, Ah, accanto, e un allora chi sta calamma. poi chiesa? Chi E così, tornando a casa, capitava sta cosa. questa cosa? Oh, donna Carmela, io sono a vostra casa, perché pensai che su mio frate Gigi mi schino, ma mi sta vivere in queste condizioni. Certo, Chi lo si scanda, Si scanda. si spaventa. E allora mi scuserete su... Ma guardi, mi capite sicuro? Come? certo, stiamo lo capiamo, lo stiamo lo capiamo. capendo, preciso, Ho capito, preciso, certo, lo stiamo capendo. Ecco. Tanto che ci voleva dire io, appunto, lei faccia qui come se fosse a casa sua. Ah, per questo chi sta a casa ranne, cose giuste. Allora, donna Carmela, ci domando solo un bicchiere di vino. C'è capace che con un bicchiere di vino mi ricopiglio? Non ci fa male, No, ci sono già abituato. Si rianima un po', magari non tanto. No, danni chiede. Sì, Subito. tra poco si rianima, Grazie. sì, Subito un perché... bicchiere di vino. A così Una cosa mi che- capita. E sì, il sì, signor sì. Sestilio. Io mi sento un pochino buttato giù, mi piglio un po' di Cucina vino. vino e... Sì, sì. sì, capita, capita. Picca, però, picca, No, giusto? certo, però... Basta, Bello, basta. poi chi stu è bello... Basta così, basta. donna Carmela, basta così. Va Grazie. bene? Grazie. A posto. Grazie. Pazienza, signore. Ma chi è? Sentite male un'altra volta. Buonissimo. Ui, non ci faceva male, Ma manco buonissimo. assaggiato ancora, che c'è? Che si sente? Che Cosa sono? si sente? Che sono? Che sono? Che sono? Ah, questi? Che Cui? sono questi? Ah, quelli. sono maccheroni, no? Sì. Che io ci guarivo a maccheroni. miei nipoti che ci piacciono per colazione. Ci guarivo dalla parete, Sì, ci sì. faccio fritti. Però a sto coppo mi scudai sopra la parete e si sono bruciacchiati un po'. Si ingrastagnano. Ah, peccato, peccato. Li posso tagliare? Certo, mi fa tagliare. Peccato, E questo è grazie di Dio, sapete? Peccato. Aspetta, hai visto dire? Saggiare. Come? Saggiare. Dici? Saggiare. Dice posso assaggiare. Aspetta, Ah, non posso l'avevo caputo assaggiare? Ho avuto ciacciacciaio. magari io. No, dico, posso assaggiare perché stai pensando? a casa. Ah, pocchietta si buttava magari. Caccovino, picchiata di uno, c'è Certo. capace che mi sento male Sì, di nuovo. Certo, vero, con sì, bene, sì. con bene. Sì, Forza. vabbè, pazienza. Vuol dire che a mia nipote ci sbatto tutto uova e ci sbatte a mia nipote. Che volevo Non lo fare? fare. Vero però, un po' con castagnatizi ci sono. Sì, so, Sì. vero? Ma non si... Vabbè, ma su sto nipote non si mangia, mi mangio io. Si mangia io, non è sì. che me. Non è che mia nipote non si mangiava, mia nipote se l'avesse mangiato, solo che è impossibilitato ora Certo. mangiare sì. Vabbè. Non si preoccupi, ribadisco, ci faccio 2 uova a mia Sì, nipote. sì, Ah, vabbè. due uova? Sì. Certo. Il signor Di Mauro, tipo vostro frate, se la passa bene. Che viene a dire se la passa bene? Cambiamo. Che sei, mi richiede il scichetto? Cambiamo, ci arrangiamo, non è che... No, male, dico, vai. c'è magari sua cognata, cacciava una bella clientela. non Bella, oh, bella clientela. Uno che va, uno che viene. Non Che poi esageriamo. su tante che vengono che Vabbè, ci sono magari che se ne vanno. Che gli sono in esci, nei vero No, gli che vengono, poi se ne vanno. Certo, se ne vanno, Poi che restano sono esci qua. io. io e mio fratello non potevo permettere 2 uova la mattina. No, vero, ma perché? Fosse un sogno. Ah, ma perché non guadagnate come fotografi? No, ma prima però. Prima. Una volta, ai tempi di mio padre. Ora no. Ora Una volta i fotografi erano tutti ignoni. Facevano fotografie nei matrimoni, Sì. comunioni, cresime, battesimi, sì, in perché- scuola poi. Assai, sì. Oh, ogni scruscio di tamburetto si chiamava fotografo. A oggi invece per fare 2 fotografie a fine anno nelle scuole si riunire il Consiglio dei Ministri, il capo del gabinetto, Sì. a fare a domanda al sindaco. Ora poi. Ma non era. Eh. Oggi i soldi si fanno su gente senza scrupoli, perché la gente onesta muore di fame. Non so se mi sono spiegato. Io veramente non dando lei caputo che voleva dire. Non... E lei ha caputo io che volevo sì? dire il signor Sestilio. Il signor Sestilio vuole dire che siccome noi altri ne potremmo permettere 2 uova a mattina,
Vieni a dire che siamo gente disonesta? Ah, ho capito che vuoi bagnato, no? No, ma se tu parlate così, non ho capito. No, sai perché? Che forse quello che voleva dire non l'ha saputo dire, va. No, ma che c'entro? Appunto. Non ho condetta, uno spicco d'arancia non me l'ho negato, è vero? Che caso? Saggezza. Figlio chissà che mi pare. Signor Sestilio, vedesse che chissà su fuori tempo e ci procurai io a suo fratello. Non fa chissà come ficicca i maccheroni, va bene? No, adesso giù due precisi. Chissà? Io stavo. È legge che c'è ruppavo, Già cascavo. Certo, già cascavo. E non sarebbe igienico. No, certo, no, sa mangiarsi. Meglio che me noi, va? Sì. Meglio che me noi che c'ho la portineria sola. Certo. Ma chissà come, magari. No, ora basta. Perché mio fratello chiama una settimana che ho ordinato sta arancia. Ora basta. Signor Sestilio. Facete buono a lavare il mille davanti, non una concetta. Mi stavamo mangiando tutte pari. E chi sto lavavo caputo? Vabbè, allora me ne scendo. Sì. E, signor Sestilio, glielo posso dare un consiglio? Non da medico, ma da portiere. Sto fatto che lei ci girate sta cosa, secondo me è debolezza. Anzi, sai perché è fame da carina, cercasse da mangiare. Non lo so, Natale. Me ne vado, va. Sì, Natale, va bene. Non ne sono sicuro. Apro io, signorina. Vado ad aprire io. Signorina, tutta la famiglia Bonino, tutta qua presente, c'è il signor Gigi. Che hai a fare? Fallo Cesare. Non faccio caso, va bene. Signor Gigi, entri, prego, s'accomodi. Grazie Natale, grazie. Sestilio, ma tu casi? Caso. Ma che cosa ti è successo? Ma non ti preoccupare, Gigi, una cosa che è successa così, ma ora è tutto passato. Ma tu ti sei sentito male? Che fu un giramento di testa? Che cosa è successo? Capitano all'improvviso, ma ora sto meglio. Stai meglio, vero? Io magari, sai, non mi rende su buono. E a un certo punto cascai perché mi girava la testa. Ma cara mia. Cascasti? No, che cascare, non mi rende su buono, perché, signora, dov'è? No, siccome sai perché fu, sono sceso sotto, che io lo aspettavo a casa, l'ho visto che non si ritirava, perciò adesso quando scendo da Natale per vedere che ci è successo a me. E non l'ha sentito buono, manco tu. No, mi scombussolai, perciò arrivai da sotto, c'era la signora al primo piano, mi disse no, Natale non c'è perché suo fratello si è sentito male. Ma chi aveva frate Natale? Non aveva frate Natale. No. Perciò pensai, mio fratello si è sentito male, capito? E cioè chiamai l'unico posto dove poteva essere entrato mio fratello, insomma, era qua. Ma che ti sentisti? Niente, non ti devi preoccupare, è passato tutto. Vabbè. Vi posso... Grazie. Ma dico, una tazza di caffè te la pigliasti? Ancora no. No, ancora no, però s'ha mangiato un piatto di maccheroni, un arancio e s'ha bevuto mezzo litro di vino. Sì, ma per oggi non mangio più, donna Carmela. Per oggi ho finito. Allora, come finivo? Tutto a posto. Sono stato dal brigadiere. Ho fatto la denuncia. Ci circondai tutto cose, pane, vino, come stavano le cose. E non mi disse tra te. Prima non ci credeva, sai, quando ci condai questa cosa. Certo. Ma che mi sta dicendo lei? Poi ci disse, passi avanti, che noi tra 10 minuti esatti arriviamo, li bracchiamo e li veniamo ad arrestare. Sì, mi disse, quando suoniamo, li induca ad andare ad aprire a tutte pare, che ci attaccamo tutti in una volta. Non c'eravamo manco tempo di rapere. Allora aspettiamo. Aspettiamo, certo. 10 minuti. Mi dica una cosa, signora, il signor Di Mauro, suo fratello, che fa? Dorme ancora? Sui 7:30 di mattina ancora, no? A quest'ora nelle case mi pare che si dorme. Sì, vabbè, ma dico io così, dico, siccome sua moglie, c'è la moglie di suo fratello, sua cognata, sua nipote, il suo nipotino.
Che fa? Dormono, vero ancora? Dormono come dormono tutte le famiglie a quest'ora. Ma perché le dispiace forse a lei? Siccome so che dovete partire. Ma qui che ha messo in giro questa voce che non facciamo a parte, vuol dire che da ieri che sento ridi, ma che è partito domani? Ma che partite? Ma qui è che parte? Noi non dobbiamo partire. Ci dici tu che ne parli? No, è un palazzo da Vabbè, va, siccome si sa, sicché la famiglia di Mauro dorme serenamente, spensieratamente. La famiglia di Mauro dorme normalmente. Torna a Rebro con lei, ci dispiace sto fatto. Oh, per carità, certo, un poco di invidia la nutro. E perché? Signora mia, io sono anni che non dormo. Ma lei, signor Bonino, mi dica la verità, lei la coscienza ce l'ha pulita? Mi chiedo, manna mia, se io ho la coscienza pulita. Signore, io la coscienza ce l'ho pulita, ce l'ho netta. Sì? E se non dormo per altre ragioni, dicillo, per altre ragioni. Mio fratello se non dorme per altre ragioni. Sì, per altre... Ma dicillo che non dormo per altre ragioni. Diglielo. Per altre ragioni. Sì, Sì, ma non ci dici le ragioni. No. altre Ma vabbè, comunque, se... Signora, e ne sta vedendo? Sì, Siamo stai fratelli che manco pare frati, ci sta vedendo. Il nostro mestiere è difficile, dei 4 soldi che ci ha lasciato nostro padre, insomma, se ne stanno iendo. Fra quando che se ne vanno. Si dieno, signora, facesse conto che si dieno, non ce ne abbiamo più. Anche perché io, come vede, Natale, Pasqua, lui spende e spande. Io ancora sono legato alle cose più antiche, però non compro, io non mi azzardo a comprare, non spendo, va bene? No, non me lo posso permettere, capito? E poi che facciamo? Ne mettiamo a cangiare i misteri? Stiamo morendo come facciamo? Lui con la patologia che ha e c'ha il soffio al cuore. Si può mettere a cangiare i misteri, può fare un lavoro pesante, capace che poi si fa un lavoro pesante, si sente male, ci sente mancare, sviene, e poi che fa per dare aiuto? si dica che inge si mangia, biatti macaroni in mezzo lì ci vino si Hai dice. capito? Questo. Poi certe volte poi io non ci posso stare appresso, non ci posso stare, che mi venisse voglia, a dire di fare i sciti di tutti i santi del paradiso. Gigi, per favore, quante volte te lo devo dire? Che tu non devi bestemmiare in mia presenza, perché se non vedi che ti lascio da solo, mi alzo e me ne vado. Va Carmela, Carmela, senti, mo fai un favore. Sì. C'è una macchina accanto a Paura la giacca, sì. Sì, Vedi su Polloare. Va bene, va bene. Buongiorno. Buongiorno. Mia figlia ieri sera mi ha regalato un cioccolatino con liquore dentro. Io non lo sapevo e si macchiava la giacca. Controllami magari la cravatta, Magari. Carmela, non ti si dia. Magari. Come mai? A che cosa dobbiamo questa visita così di mattina presto? No, niente, non si allarmi. No. No, niente, che il signor Gigi si è sentito male sul pianerottolo e ufficio trasere il cane. Gliel'ho detto io. Se il signor Sestilio che non si cura questa debolezza, se non è ritto e tre cancelli. Speriamo di no, signor De Mauro. Già, speriamo, che cambiamo di speranza. È Ecco, pronto? non hai potuto riposare, vero? No, Qua? assolutamente. Qua, che fai? Che? Mia moglie ha puntato la sveglia, che non è che è una sveglia, è una campana, non ho chiuso occhio. Sì, niente. Voleva un poco di caffè? Ma è finito. Glielo faccio? Ma meglio no, poi ci fa male. Perché? Dice che lei c'ha il soffio. No, lui ce l'ha il soffio. E lei invece chi ha? L'esaurimento nel voto. E un caffè se vuole Giusto, pigliare. avevi ragione, va pure. E poi vede, c'ho un appuntamento importante alla stazione. Vero. Allora partite. No, non parto. Come? Scusi, come nel palazzo si dice che voi dovete partire, ora signora ci spiai e Andrea mi disse no, noi non dobbiamo partire. Ora lei mi sta dicendo che se ne deve andare alla stazione, allora partite. No, non parto. Non E parto. va alla stazione? Ma mi scuso uno perché va alla stazione a battere per forza. Io vado alla stazione perché hai un appuntamento importante. Ecco, hai capito? Visto cosa mi è saltato a me, mi è saltato il particolare era la parola appuntamento, capisci? Lui ha un appuntamento in piazza della stazione. Allora lei ha un appuntamento, deve andare alla piazza della stazione. Io non ci issi.
resti a casa, a scudassa mia. Io è tempo perso, che ci può fare? Scusa, ma la dire lei, che devo fare, che devo fare? No, per carità, io lo dico così, perché uno magari standosi a casa si rilassa. Ah, che bello, potessi farlo io la mattina. Per esempio, a mia, la mattina, no? Appena sveglio, sai, mi piace di papariarmi. Ah, che fa? Che ci piace? No, dico, mi piace di papariarmi, di rilassarmi, di fare tutte quelle cose apparentemente inutili, che non servono, ma che alla fine servono a qualcosa. Per esempio, vediamo che ora è, esempio. Che saccio, spostare i quadri, ma per esempio dici, oh, guarda lì, guarda quel quadro, stai vedendo il quadro, perché deve stare sempre in quella parete? Spostiamolo, lo mettiamo a un'altra banda. Se tu tappito, per forza tappito a stare a terra, qui è che l'ha detto che è sotto il tavolo, mettiamolo da corridoio, un buchiamo, mettiamo un da corridoio, no? Oppure un altro esempio, l'armadio. Insomma, si potrebbe finire sta cosa che l'ammati devono stare per forza di cose da stanza di letto, giusto Sestilio? Certo. C'è là che facciamo? Mettiamolo da cucina. Bravo. Mettiamo la cucina. Sta credenza. Certo, uno dopo la mattina, no, dopo una nottata senza chiudere l'occhio, uno che fa la mattina? La prima cosa che fa, perché si mette a spostare i mobili. Ma che c'entra? È uno per dare un tocco di innovazione alla casa. Un cambiamento. Un cambiamento. Per esempio, questa credenza starebbe meglio un poco più da aiutami a spostare questa credenza. Stia. La credenza sta buona da un ne. Sì, a me mi piace, da. E chi do suo posto? Hai sentito, Sestilio? Non la vuole spostare la credenza. Non gli conviene di spostare la credenza. E lo credo bene. Va Ma bene. si capisce che non mi piace spostare i mobili? A mia casa i mobili metto, non mi piace. Giusto. E poi, scusate, quando mai è venuto in casa vostra a spostare i mobili, va? Ma lei può venire così, lei viene alla nostra casa e sposta i mobili. E noi siamo, anzi facciamo l'aspetto, così perché lei si passa poco tempo e sposta i mobili. Forse si vergogna, lascia la chiave raga, dagli la chiave di casa. No, lei. No, non ne vuoi chiave. Che si affronta, Ma là ci lasciamo la porta buttata, va bene? Ma con la sera ma che ripetta lei? E lei scende e sposta i mobili da casa. Ma come ci mandava stamattina? Scusa, signor Gigi, ma dico, uno è di una nottata che non chiude occhio, ci manca solo lei che ha spostato i mobili. Uno sa per Dio, no, ma no, te. Di questo discutevamo con la signora Carmela di là. E oggi dormire è diventato un lusso. Appoggiare la testa sopra il cuscino, insomma. E la testa sopra il cuscino abbrucia. I pensieri su assai e tutto quello che c'è dentro. A chiana a galla e ne esce di fuori. Senta, signor Gigi, a mia non mi ne esce niente. Io la coscienza ce l'ho a posto. E se non dormo, che cosa per Dio perché non dormo? Lo faccio io perché i motti su assai i motti. Su più assai motti che i vivi. Si capisce, perché nel mondo non è moruto gente che... Scusi, ma lei di quale motte parla? Scusi, E i motti, chi che non morono. Sì, certo, i motti, quelli che muoiono di morte naturale, si capisce, quelli se ne vanno, ma quelli invece che non dovrebbero morire e muoiono per mano di un loro simile, quelli no, quelli non se ne vanno, quelli restano, e te li ritrovi in ogni dove, te li ritrovi, che saccio, una stanza di letto, sotto il tavolo, la notte mentre dormi, e c'è quel silenzio, no? Devo stare un a un certo punto nel silenzio della notte. Senti un rumore, dici, oh,
e che casca un guacio. Allora ti susi, vai, e non c'è niente, non è successo niente. Ci sarà suggestione? No, c'è il morto. Il morto che andava da mobile che lei non può spostare. Allora uno dice, mi sono suggestionato quando mi torno a cucca, mi torno a dormisce. Si torna a cucca, si torna a dormisce, silenzio. Una botta che si rave, un altro morto che è venuto a controllare un morto di prima, un indappavo, e poi si rende conto che andappavo nel mobile. Mi capisci? E te le ritrovi dovunque, quelli girano, furriano, si insinuano di morte, e te le ritrovi nelle cravatte, pronti a farti mancare il respiro, e poi te le puoi trovare dovunque, a tavola, un bicchiere di vino, te le puoi ritrovare in una giacca, in una giacca, allora la giacca ti sta stretta, ti soffoca, nei pantaloni, nella camisa. Caro signor Di Mauro, quei morti lì non se ne vanno e gridano come possono gridare. Puntuale. Ci siamo alzati allegri stamattina, proprio c'è un'allegria. Io mangiavo, apriamo qui e... Andate ad aprire, tutte e due. Sì, allegri. Insieme. Non lo so, vedremo chi è che ho colto. È il signor Di Mauro, lei? Sono io, sì. E lei la signora Carmela? Sì. Siete in arresto! Ma che Appuntate! Ma che Prenda le mani del... Ma siamo scherzando! Ma assolutamente, non se ne deve Zitta! Mi comando io, la legge è legge! Certo, accertati che si fottono. Oh, signor Gigi, ma cosa ne pazza la famiglia Di Mauro? Ma cosa potevo immaginare? Una cosa richiesta? Io guarda, io capisci che cosa sono riusciti a fare questa famiglia di degenerati? Cosa hanno fatto? Che Viene a cosa? dire, io ho avuto, li ho spiati, Ah, sì? li ho seguiti ed il dubbio è diventato certezza con l'autenticità dei fatti. Certo, E secondo io preciso. brigadeere pane vino vino. Certo. Ma guarda, un degenerato del Sì, signor sì, Di Mauro, Di Mauro. invece di pensare al futuro dei suoi figli, che si lascia trasportare, giocare da sua moglie che fa i gatti, capisci? I gatti. Sentire i clienti. Abbiamo fai, Ma allora che cosa hanno fatto? Che cosa hanno fatto? Che cosa hanno fatto? ma che con una scusa qualunque, capisci? Che ha fatto di sua Che ha moglie. fatto dei gatti, sì. Che fa i gatti, sua moglie. pigliano Si arancio. pigliano, no. si No, pigliano no, mi pareva che stava No, gesticolando. No, hanno no. attirato in casa il mio amico nello strano. Nello strano, sì, come ruoto che veniva a trovarlo, sì. E come finito? Un mazzano con questa scusa lo hanno derubato e hanno fatto sparire il cadavere, tu lo capisci? E io l'ho visto. Ora, carogne proprio, vigliacchi. Vigliacchi, proprio vigliacchi. proprio, fecero sparire, l'hanno fatto sparire proprio. No, dico, l'hanno fatto L'hanno sparire il fatto cadavere. Certo, l'hanno fatto sparire. E Ma mi dicesse una cosa, ma lei ce le ha le prove di questo? schiaccianti. Schiaccianti. Delle prove schiaccianti. Le prove sono in questa casa. Acá addirittura, è una. Arena credenza. Era la credenza. Loro che cosa hanno fatto? Fecero un cesare chi? Fecero un pezzo di... Fecero un bottoso sul muro. Un feccano da sto bottoso. Certo, Poi non ha avuto tempo di camuffare, di murare. certo. E allora dice, mettemici la credenza mette la davanti. credenza, E perché se volevano battere? Certo, Capito? perché- E non ci sono arrivati. Non ci sono arrivati Io perché feci a la denunzia, bravo, Con le la prova- ha accolte sul fatto. Qui. Chi? No, che No, dico, le Ah, ha le- accolte sul fatto. No, dico, proprio, ma io spiandoli. praticamente, certo. Spostiamo sta credenza. Spostiamo Spostiamola sta credenza. Oh, E così, così Un po' proprio di- si virano. Un po' del zucchero. Avanti, forza. È pesante. È pesante. Meglio mi mangio tutto spicchio. No, Sì, sì. no, No, meglio ma- di no. Forza la... Io non stai ammottando, ma Dico non si magari, scusa. ma non si muove. E adesso ammottiamo tutto noi, signor Gigi. Uno ammotta e uno tira. Io tiro? E io attiro, ammotto. No, io lei ammotto. Facciamo una io cosa. vai a narrere. Tu vai a rete, io vengo, Va te bene, vengo avanti. davanti. Allegio. Ma è Piano. pesandona. Piano.
Alleggio che è pesante, alleggio che è pesante. Madonna santa. Madonna. Buono. Va bene così? Buono. Mi. Poi quando uno c'aveva il calo. Sì. Ah, Eh. guarda che putto suonato. Cosa di non crederci. Che cavata. Se- Già, no, che puttoso. Ma unni, io non stai vedendo sto puttuso. Che è un Ma doppano. un. Allora un doppano fosse. Prima fatto un doppano, certo. Un doppano. Ti rispetti. E certo, Però- l'acqua non doppare. E vedi c'è l'alone? Però mi sa che essere fresco, quella lone, signor Gigi, chi deve sa come la cosa, la credenza che aveva 25 anni che mi sa Non che già. vuoi. Natale, è confusione. Ma lei se lo ricorda, ha visto Cioè, proprio ma questo questo è un buco, buttoso che ci capeva un cristiano, non sano, ma a pezzone, certo. con uovo fecero un buttoso più gaudo. Più gaudo, unni. E No, come- ma è come più ce l'avano gaudo, è da troppo sopra, gaudo. come niente, no. E non può essere, Nando, non c'è. Ah, che? La monnezza. Una monnezza, eh? Io, la confusione, il pedinamento. E Certo, poi uno anche per la cosa che Si scomposta. essendo un amico fra l'altro uno ci resta, sì, allora forse una monnezza però. Certo, è puttoso, magari. Dai, Dai, Non è chi, che cosa? Chi? non è uno stingo quello? Ma quale stingo quello? Qua che lo stingo? Ma che non giunzica gocciole? Vai, signor Gigi, no, non c'è non- necca, e poi nico, uno come ci invocavano un cristiano. Forse che entra, forse qua dentro, nella cassapanca, da caccia capo un cristiano. Vero, un Ora gioco. ora viro. No, Mi può pace. chi sta, chi? Questo no. Natale, sai perché? Chi sta, manco, non c'è necca. Sì, chi sta, che? Tu puttoso. Ma guarda, non c'è più necca. Che c'è? Che fosse? Signor Gigi, Cos'è quello? che c'è? Cos'è quello? Guarda così. Cos'è un braccio? Un braccio? Un braccio di cui? Nello Strano. Un braccio No, ma signor Gigi, che lui è un braccio romanichino, sa finisse, mi fa impressionare. Posso queste cose da Mi India. fa impressionare. Posso mia. queste cose. Se posso queste cose, sì. A una poi c'è niente deve qua. dire che io Non c'è si niente. scombussola, si stanca. Lo dai, sento, chi- lo sento, mi è diventato freddo proprio. E anche rigido, perché Rigido, poi sì, quando- lo sto sentendo, certo. ma senti, Ma se guariassi da Nicchietta. Guarda, io ho bisogno che vedi, se sono guardi- ti bolino. Ah vai, chi mi rona la mano, caro coso, per cortesia. Vai, a Natale, non ti ci mettere magari tu. Sì, mi ci metto magari Quando io. cristiano, io già che... Non c'è niente, non ci sono prove, non c'è niente. Chi è? No, è un cincicacocciola che lui è. Ma può pace a me. Sì, non si può pace. Chi lui è? È un cincicacocciola. Ma no, dopo tutto questo non è un bottoso. Sì, ma è piccolo, un cristiano come ci cape. Ma non attagliare proprio a feduzze. Ah, non può essere. Non può essere. Non può essere. Ma. Natale, Signor Gigi, Natale. che c'è? Che fu? Sto sentendo male, che c'è? Che è successo? Natale, io non so mai. Come sono sonnato? E ora? Ma per bicchiere di acqua, Natale, ora. C'è un Ah, bicchiere di non acqua. sonnai. Un bicchiere di acqua, non si c'è. Che c'è bicchiere di acqua? Non so mai un bottoso, no, muro. Bottoso. Ho fatto un sogno proprio così preciso, dettagliato. Oh, bottoso, cosa? Non sonnavo. E chi de su... Beh. Vabbè. Oh, però, che bello sonno che mi feci.